un disastro, palline da tennis sempre più grandi. Auto distrutte, tetti, finestre, i cappotti degli edifici, pannelli fotovoltaici. Il maltempo, una commistione micidiale di vento e grandine ha colpito ancora una volta la riviera del Brenta. Strappia, Niga, Camponogara, Campolongo, Fiesso d'Artico, Fossò, Chioggia. Ma ad avere la peggio ancora una volta è stato il comune di Dolo. Nel tempo di qualche minuto sono proprio scese dal cielo dei pezzi sembravano pietre vere e proprie. Poi quando mi sono resa conto che era grandine volevo riparare l'auto e non ho nemmeno fatto in tempo perché era veramente, cioè, per 10 minuti io ho veramente vissuto l'inferno dentro l'abitacolo dell'auto. Ho visto 2 alberi in parcheggio che si stavano sradicando, ho deciso di aver coraggio e di entrare in casa e mi sono proprio capitate addosso, tra l'altro lasciandomi dei grossi lividi oggi. Partito qua, là, e tutti i danni sui soffiti, sui copi. Io cascare i copi bisogna stare attenti. E porte davanti dei bambini non so poi chiudere. Scenario apocalittico qui a Dolo, difficile non tornare con la mente a quel luglio del 2015 quando il tornado ha devastato questo comune e altri della riviera del Brenta. Guardate quest'albero, è stato completamente sradicato dal terreno. La disperazione è tanta, soprattutto tra le fasce più deboli della popolazione dolese, che lancia un appello. Prima il tornado, dopo la pandemia, adesso sto disastro, Dolo è un disastro, penso sia uno dei paesi più e non credo che il signor Sindaco possa farcela da solo, risorse non ce ne sono. Speriamo che la Regione, lo Stato, qualcuno ci aiuti perché non si può stare così. Abbiamo gli alberi sopra il tetto da ristrutturare e non credo che un comune come il nostro, che poi fa frazione a altri 2 comuni, possa darci una mano. La violenza della grandine ha colpito anche tutta la facciata di questo condominio dove ci sono alloggi comunali, tra l'altro un condominio che era stato completamente rinnovato solamente 2 anni fa. Decine le telefonate ai vigili del fuoco impegnati in interventi per danni da grandine, dissesti statici, rimozione di lucernari, vetri pericolanti, taglio di rami e alberi caduti, messa in sicurezza di impianti fotovoltaici e coperture tetti. Un centinaio gli interventi nel veneziano. Telefoni bollenti anche nelle agenzie assicurative, come racconta questa gente che a sua volta ha subito danni. E la processione di clienti che ovviamente, ma chi anche ha rasentato la disperazione perché si è trovato tra l'altro le case appena ristrutturate con i vari cappotti sistemati che erano completamente danneggiati, fotovoltaici distrutti. È opportuno che venga immediatamente istituito un ristoro per i danni, poi anche qui nell'area commerciale della zona dello Squero dove sono stati estremamente colpiti.